nome del Signore Gesù, oggi è giorno di festa. Alleluia! Noi siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di servirti, Signore. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione. Un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di servirti, Signore. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, Re, il mondo ti conoscerà. Noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo Tutta la chiesa insieme. noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te. Ancora una volta, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in Cristo. Noi siamo uno in te. E niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno, la tua croce porteremo, ovunque andremo. Cristo, Re, il mondo ti conoscerà.
Padre, noi preghiamo questa sera per questo adorarti, Gesù. Noi siamo un solo cuore unito in una sola fede per adorare il tuo nome, Gesù. Noi siamo uno in te, Gesù. Sei tu che ci unisci, Gesù. Sei tu per la tua presenza che noi siamo qui, Gesù. Noi Noi non avremmo voluto essere qui se non fosse la tua presenza, Gesù. Noi non avremmo voluto essere qui se il tuo Spirito Santo non c'era qui in questo luogo. Padre, noi siamo uniti in una sola voce, in una sola direzione, Gesù. Noi siamo uniti come uno in Cristo per adorare il tuo nome, Gesù. Noi siamo uniti in una sola fede per onorare il nome di colui che ci ha salvati, Gesù. E questa sera noi vogliamo dichiarare che i nostri occhi sono fissi in te, Gesù, all'autore e consumatore della nostra fede. Signore, che questo sia un inizio di adorarti, Signore, benedetto nella tua presenza, Gesù. Che il tuo Spirito Santo possa muoverti in mezzo a noi, che la tua presenza possa essere sentita, perché noi non siamo qua, Signore, per vedere nessun altro a non essere te, Gesù. Tu sei l'unico. Tu sei colui che meriti ogni lode. Tu sei colui che meriti la nostra adorazione, Gesù. A te l'onore e la gloria. A te la nostra fede, Gesù. Amen. Chiediamo insieme: so che mi chiami per camminare. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare, non per ciò che vedo, non per ciò che vedo, ma fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. No, per ciò che vedo, ma per ciò che credo io, fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. No, per ciò che vedo, ma per ciò che credo, fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Chiariamo: fissa l'eternità, fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la mia ricompensa. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io, fisso lo sguardo sull'autore e consumatore. Fisso lo sguardo
fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore e consumatore. Ancora una volta dichiariamo: fissa l'eternità in me, Gesù. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è, dichiara la ricompensa. La mia ricompensa sei tu, Gesù. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu. La ricompensa sei. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu. Ancora una volta dichiara: fissa l'eternità. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Fisso lo sguardo sull'autore e consumato della mia fede. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore. Fisso lo sguardo sull'autore. Fisso lo sguardo sull'autore. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Celebriamo il tuo nome, Gesù. Ti adoriamo. Alleluia. Ti adoriamo, Gesù. Spirito Santo, adoriamo il tuo nome, Gesù. Lottiamo con armi di fede e niente ci resisterà. Noi lo adoriamo. Insieme dichiariamo: e tutte le difficoltà il nostro Dio le vincerà. Noi lo adoriamo. Vittorioso, vittorioso è nella tempesta sei. Il suo nome infallibile. I regni cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome è immutabile. L'inferno non trionferà e nulla ci impedirà, perché noi lo adoriamo. E anche le mura cadranno, le catene si spezzeranno finché lo adoriamo.
ma Dio non cambia mai, non cambia mai. Il suo nome immutabile, vittorioso, vittorioso è nella tempesta. Il suo nome è i re cambiano, ma Dio non cambia. Il suo nome è immutabile. Tu non cambi mai, non cambi mai. Yeah. Oh. Come un tuono impetuoso, Dio. Grandioso, che venga al cielo. Yeah. Noi dichiariamo Dio potente, grandioso, è grandioso come un tuono. Dio potente, grandioso. La chiesa canta chi venga al cielo, chi venga al cielo. Oh Dio potente, grandioso, grandioso. Venga al cielo, noi dichiariamo più potente, grandioso, grandioso, grandioso. Tu non cambi mai, tu non cambi mai, sei sempre lo stesso. Come un tuono impetuoso, Dio potente, grandioso è chi venga al cielo, chi venga al cielo. Noi dichiariamo Dio potente, sei potente, come un tuono, come un tuono, come un tuono. Dio potente, grandioso, grandioso, chi venga al cielo, chi venga al cielo. Noi dichiariamo Dio potente, grandioso, vittorioso è nella tempesta. Il suo nome, i re cambiano, non cambia mai, non cambia mai. Vittorioso, vittorioso nella tempesta sei, Signore. Ah, tu ci hai detto che tu saresti stato con noi. I re cambiano, ma Dio non cambia. Il suo nome
domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltando sei santo, santo sei Dio. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, esaltato santo, santo, per sempre, per sempre, per sempre. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. Tuo nome è più alto, tuo nome è più grande, tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli cantano santo, tutta la creazione santo, santo, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, sia re dei re, santo, ti espressarà, santo, santo per sempre. Sei degno di lode, tu sei degno di lode, tutto è per te, tutto viene da te, tu hai la gloria. Tu sei degno di lode, tu sei degno di lode, tutto è per te, tutto viene da te, tu hai la gloria. Tu sei degno di lode, tu sei degno di lode, tutto è per te, tutto viene da te, tu hai la gloria. Tu sei degno di lode, Gesù, tu sei degno di lode,
Tu sei Dio, solo tu sei Dio di lode, tutto è per te, tutto vieni da te, tu è la gloria. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te, Gesù. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode sale a te. Giorno e notte la nostra lode ti innalziamo. Veramente Lui è degno. Veramente Lui è degno. E anche se Lui non si rendesse presente qua, come sta facendo, ugualmente Lui sarebbe degno. E anche se non dimostrasse amore verso le case di tutti quanti noi, come Lui non manca di fare, ugualmente sarebbe degno.
anche se non fosse disceso dal cielo per noi, ugualmente sarebbe degno. E anche se non fosse morto per noi, ugualmente sarebbe degno. Eppure Lui ha fatto tutte queste cose e le ha fatte per me e per te. Le ha fatte per me e per te. E questa sera noi celebriamo tutto questo attraverso la Santa Cena, attraverso questo atto con il quale ricordiamo quello che Lui ha fatto per noi e poteva non farlo e ugualmente sarebbe stato degno, ugualmente sarebbe stato Dio, ugualmente sarebbe stato l'unico, eppure Lui l'ha fatto per renderci partecipi di vivere qualcosa di meraviglioso insieme a Lui. Degno è questo Dio di ricevere tutta la nostra lode, tutta la nostra adorazione, di ricevere i migliori profumi che noi possiamo dargli qua dalla terra. Degno è questo Dio. Possiamo fare un applauso a Lui. Fai un applauso a colui che è degno, degno, degno. Prepariamo a ricevere allora la Santa Cena. Leggerò i versetti che leggiamo spesso nel giorno della Santa Cena. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti. Però, come ripeto spesso, prima di leggerle, poi faremo la consegna della Santa Cena. Non vivere questo momento come qualcosa che siamo tradizionalmente abituati a celebrare una volta al mese. Che possa questa sera essere qualcosa di nuovo per la tua vita. Cerca di discernere. La parola ci chiede di discernere, di vedere veramente in questo succo e in questo pane Gesù che si è consegnato per me e per te. Gesù che, come abbiamo detto, non aveva necessità di farlo, ma nella lettera ai Filippesi c'è scritto: non ha considerato l'essere Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. No, ha svuotato se stesso, ha preso la nostra forma per morire per noi. Riconosci in questi alimenti il corpo e il sangue di Cristo e prega veramente. Adesso faremo una preghiera, prima è già stato pregato, ma prega anche te, perché quando tu li mangerai tu veramente potrai sentire e cominciare a vivere qualcosa di nuovo. Noi crediamo che questo non è un mero rituale, ma crediamo che può produrre qualcosa di nuovo, una novità di vita nei nostri cuori. Quindi cerca veramente di intendere, di discernere il corpo di Cristo, quel corpo che Lui ha sacrificato per te. Amen. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete questo calice, voi annunciate
siete testimoni della morte del Signore fino al suo ritorno. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché possiamo sentire la tua presenza, il tuo spirito che aleggia qua in mezzo a noi questa sera. E in questo momento celebreremo la tua cena, quella che tu ci hai chiesto con tanto desiderio, affinché anche noi potessimo celebrarla come tu la celebrasti con i tuoi. E ti chiediamo, Signore, che questi alimenti oggi possano assumere veramente questo carattere di novità di vita dentro i nostri cuori. Che quando noi oggi ci sfamiamo del tuo pane e del tuo calice, noi possiamo veramente venire a sentire qualcosa di nuovo. E anche se non sentiamo immediatamente qualcosa di nuovo, a partire da oggi che possiamo cominciare ad andare, a camminare in novità di vita, avendo sempre nel nostro cuore, nella nostra mente, ciò che tu hai fatto per noi. Tu che sei degno, tu che meriti ogni lode, ogni adorazione, tu che meriti tutto il nostro cuore. Signore, benedici questi alimenti, benedici questa santa cena e per mezzo di questa benedici il tuo popolo, la tua chiesa, i tuoi figli che oggi sono qua riuniti ad adorare il tuo santo e unico nome, Gesù. Amen. Amen.
tutto è per te, tutto viene da te, tu hai la gloria. Tu sei degno di lode, tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Tu sei degno di lode, tu sei degno di lode. Tutto è per te, tutto viene da te, tua è la gloria. Oh Signore, ti lasciamo, ti lasciamo, ti lasciamo, oh Signore, ti lasciamo, ti lasciamo, ti lasciamo, oh Signore. Amen. Allora adesso che tutti quanti abbiamo ricevuto questo pane che per noi rappresenta il corpo di Cristo, tutti insieme come uno in Cristo, così come Lui ci ha chiesto, prendiamo di questo pane. E dopo il pane tutti insieme prendiamo questo calice, il calice del nuovo patto che Gesù ha firmato con noi su quella croce. Porque
Amen, gloria a Dio. Possiamo accendere le luci. Oggi è una serata di grandi celebrazioni. Abbiamo celebrato la Santa Cena del Signore, ma adesso abbiamo ancora qualcosa da celebrare nel corso di questa serata. Per questo vorrei invitare qua sul palco Giacomo, Catrini e il piccolo Elai. Amen. Come sapete, noi come Chiesa non abbiamo l'abitudine di battezzare i bambini appena nati. Questa è una scelta che loro faranno quando saranno più grandi, più adulti, quando avranno cognizione di quello che stanno facendo nelle acque del battesimo, di consegnare la loro vita a Gesù. Ma quello che noi facciamo come Chiesa, così come la parola stessa ci chiede, è quello di presentare i nostri piccoli davanti a Dio e davanti alla Chiesa. Gesù stesso è stato presentato davanti a Dio e davanti alla Chiesa quando era ancora un bimbo. E oggi questo è quello che noi vogliamo fare con il piccolo Elai. Io voglio chiedervi, so che vi siete seduti, ma voglio chiedervi di alzarvi in piedi, perché vorrei che tutta la Chiesa potesse pregare consacrando questo bambino al Signore. Essere genitori non è qualcosa di completamente facile. Bisogna gestire i bambini che piangono, ma molte altre cose, no? La Bibbia ci lascia tanti insegnamenti su come essere buoni padri, su come essere buone madri. Lui è il vostro primogenito, avrete tante cose da imparare, ma un consiglio che la Bibbia ci lascia e che sempre mi preme di lasciare per i genitori è quando l'Apostolo Paolo scrive: genitori, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina. E successivamente in Colossesi dice nuovamente: non irritate i vostri figli affinché, non lo so, non lo sai, bravo, affinché non si scoraggino. Affinché non si scoraggino. E questo è un insegnamento molto importante per tutti i genitori. Noi dobbiamo far sì che i nostri figli continuino a camminare sulla via del Signore senza scoraggiarsi. Dobbiamo impulsionarli a crescere sempre di più. E Giovanni scrive nella sua terza lettera che la gioia più grande per lui è vedere i suoi figli camminare sulla via del Signore. Questa dovrebbe essere la gioia più grande di ogni genitore. Quindi Giacomo, Catrini, non irritate il piccolo Elai, lasciate che lui irriti voi semmai, ma allevatelo, disciplinatelo, che possa essere un bambino che sempre cammina sulla strada del Signore. Sono sicuro che Dio vi ungerà per questo. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringrazio, Signore, ti ringrazio per la vita del piccolo Elai che tu hai messo a far parte di questa famiglia e anche di questa grande famiglia che è la tua Chiesa. Ti ringrazio per la vita dei loro genitori, di come tu già li stai istruendo in saggezza e unzione, per far sì che questo piccolo bambino possa crescere sempre di più sulle tue vie. Sappiamo, Signore, che questo è fondamentale, il ruolo del genitore è fondamentale, la paternità nella vita dei nostri figli. Per questo, Padre, io ti chiedo che sempre di più tu possa dare a loro discernimento, tu possa dare a loro forza, coraggio per resistere anche in mezzo alle difficoltà che ci saranno lungo gli anni della sua vita, e che sempre possano condurlo sulla strada che tu hai preparato per lui, che possa essere un bambino che pienamente viva la tua volontà nella sua vita. Questo è quello che noi ti chiediamo, Signore, che sempre la tua presenza possa essere parte della sua vita, di ogni passo che farà in questa crescita davanti a te. Per questo ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Benvenuto Elai in mezzo al nostro essere uno in Cristo. Amen. Abbiamo ancora qualcosa da celebrare questa sera. Potete sedervi un attimino, dopo vi faccio rialzare, non preoccupatevi. Tanto oggi sta arrivando il fresco, quindi bisogna scaldarci. Ne approfittiamo anche con questo allenamento per prepararci per il nostro beer running di novembre, quando andremo a correre come chiesa per la città, come progetto missionario. Ma abbiamo presentato, anzi, facciamo un flashback. A agosto dell'anno scorso, a fine agosto dell'anno scorso, abbiamo iniziato con il progetto dei nostri in casa, i nostri incontri di piccoli gruppi, di cellule. È cominciato esattamente a fine agosto dell'anno scorso e 2 settimane fa abbiamo per la prima volta moltiplicato uno di questi in casa con l'in casa Manaim, dove ci sono Fabio e Sandra a Caprino. Questa settimana siamo gioiosi, vogliamo celebrare l'apertura di un nuovo in casa, questa volta la località è Caldiero e è l'in casa di Rafael e Vanessa che voglio invitare a salire qua su. Applausi. Li facciamo parlare un po' a loro. Beh, pace Chiesa. Siamo molto felici con questo nuovo tempo, con questa opportunità che il Signore ci ha concesso. Il nome dell'incasa sarà Jehovah Rapha, no? Nella Bibbia la prima volta che viene menzionato, diciamo, questo nome è in Esodo 15, quando il Signore si presenta come il Signore che guarisce, no? E noi crediamo tantissimo in questo, che l'Incasa, di quello che abbiamo potuto già vivere, anche in quello che abbiamo partecipato, è un tempo di condivisione, di tavolo. Noi crediamo che la tavola è un momento di aprire il cuore, di essere guarito, no? E quindi matrimoni possono essere guariti, relazioni possono essere guarite, salute, no? La parte fisica può essere guarita, quindi noi crediamo veramente che Dio ha una benedizione, ha un tempo nuovo e sarà meraviglioso. Quindi tu che abiti a Caldiero, magari entro un raggio di 200 km da Caldiero, siete benvenuti in zona. Dopo a fine culto, se volete, ci sentiamo un attimo, dopo creeremo un gruppo WhatsApp anche per raggiungervi chi è interessato e è della zona, ma noi siamo davvero felici per questo momento e speriamo che davvero chi abita lì vicino possa andare e insieme avremo un tempo meraviglioso di condivisione, di apertura del cuore e di guarigione nel Signore Gesù. Amen. Amen. Ci alziamo di nuovo così facciamo una bella preghiera per consacrare anche Rafael, Vanessa, Raffaella e anche Miguel che è di là con i bambini per questo nuovo progetto, per questo nuovo inizio per loro, è un nuovo inizio per la nostra Chiesa e io credo sarà un nuovo inizio anche per tutti coloro che parteciperanno a questo in casa. Sembrerebbe che per partecipare a questo in casa bisogna chiamarsi Rafa, no? Ma non è così, non per forza, c'è Rafael, c'è la Raffaella, in casa Rafa, ma non per forza, puoi chiamarti anche in un altro modo, basta che sei lì vicino e potrai partecipare e essere curato insieme a loro. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per la vita di questa famiglia che ha aperto le sue porte, che si è lasciata condurre da te per fare la tua volontà. Crediamo, Signore, veramente in un nuovo tempo per Caldiero, per tutta quella zona circostante dove famiglie hanno necessità di conoscerti di più, di vivere un rapporto più intimo con te, con la tua famiglia, con la Chiesa. Per questo ti chiedo, Signore, come Chiesa ti chiediamo che tu possa ogni giorno riempire questa famiglia di saggezza, questa casa di grazia per ministrare la tua parola affinché chiunque si avvicini alla porta di casa loro possa essere curato, possa essere restaurato, trasformato, possa iniziare a vivere un nuovo tempo della sua vita. Ti preghiamo, Signore, per l'Incasa Jehovah Rapha, Signore, che tu possa benedirlo e consacrarlo a te. Ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Potete sedervi di nuovo. Dopo comunque c'è la preghiera per l'offerta, quindi vi farò rialzare. Se volete stare in piedi direttamente, no. Dobbiamo dare qualche breve avviso. E visto che abbiamo parlato dell'in casa, Geova Rafa, andiamo a presentare gli in casa di questa settimana. Mercoledì abbiamo quindi i nostri culti in casa alle 8 in queste zone qua. La via di Giacomo e Catrini che tornano a aprire le porte della loro casa dopo un primo periodo, no, di allevamento del piccolo Elai. Si ritorna anche a Castel d'Azzano con l'in casa, c'è Shalom, Goya, Edoardo, Porta San Pancrazio, c'è Ponte di Gioia, Saval, Grace e Anderson. Guardateli bene, così se ancora non partecipate in casa, guardate bene chi sono le persone che alzano la mano, così potete trovarli alla fine del culto. Geova Rafa, Raffaele e Vanessa l'abbiamo appena presentato. Rinascere a Bussolengo, Paolo, Dieola, eccoli là. Casa di adorazione a Roncal'Adige, Wellington e Renata, là, uno dietro. E infine a Caprino, Veronese, Manaim con Sandra e Fabio. Quindi tu che ancora non partecipi a in casa, prima di andare via questa sera, prendi il contatto di qualcuno di loro e comincia a partecipare. È un tempo di benedizione per le vite delle nostre famiglie. Amen. Prossimo avviso, domani abbiamo il nostro Fusion dei giovani a partire dalle 2 come sempre col pre-fusion, poi alle 4 c'è il fusion. Non mancate domani, tutti i giovani, adolescenti, venite, sarà una domenica sicuramente molto, molto toccante, profonda per tutti quanti voi. E per finire abbiamo da presentare nuovamente il nostro rifugio Be Brave, il ritiro delle donne della nostra chiesa dal 23 al 25 ottobre. Tu che ancora non sei iscritta a questo ritiro, contatta il prima possibile Vanessa. Vanessa è quella signora che hai appena visto salire qua, eccola là dietro. Contattala per iscriverti al rifugio. Per chi avesse già pagato l'iscrizione, c'è una maglietta tutta per te da ritirare là dietro, ok? Basta? Molto bene, molto bene. Finiti gli avvisi per oggi, decime e offerte, ci alziamo in piedi di nuovo, dai, così. Dopo basta. Ve lo prometto che fino alle 10 non vi faccio più alzare. No, non ve lo prometto, ma penso che non vi faccio più alzare. Amen. Preghiamo per le nostre decime, per le nostre offerte. Tu che hai portato qualcosa da consegnare alla casa del Signore per il mantenimento di quest'opera o per il tuo compromesso che hai con Dio, in questo momento sei benvenuto a portarlo. Ci sarà la nostra tesoriera là dietro con il POS che ti può aiutare se vuoi fare la tua offerta con la carta. Ci sono le nostre buste missionarie. Oltre a questo, questa sera ci sarà la cucina della chiesa. Solitamente è il secondo sabato del mese che destiniamo per le missioni, ma questa sera l'offerta per la cucina sarà destinata ai nostri progetti missionari. Quindi puoi contribuire con le buste, ma dopo anche se ti fermerai a mangiare qualcosa qua, tu starai anche contribuendo con i progetti missionari di questa chiesa. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, perché tu sei colui che provvede nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Riconosciamo questo e oggi noi vogliamo dimostrarti la nostra fedeltà come tu sempre la dimostri verso di noi, portando alla tua casa qualcosa per il mantenimento della tua opera, ciò che tu hai messo nel nostro cuore, affinché con gioia possiamo offrire a te e adorarti in questo modo. Benedici, Signore, le nostre offerte che possono essere usate al meglio per quest'opera, affinché possa essere una chiesa sempre più rilevante, una chiesa che raggiunga anime veramente. E ti chiediamo, Signore, che tu possa benedire le case di tutti noi. Continua a dimostrare la tua fedeltà sulle nostre famiglie. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Signore Gesù, ancora una volta preghiamo a te questa sera. In questo momento, Signore, ti preghiamo affinché la tua parola possa generare qualcosa di nuovo nei nostri cuori. Una trasformazione vera, autentica, non di quelle che finiscono a fine serata, ma di quelle che ci possiamo portare dentro per tutta la vita. Vieni a visitare la tua chiesa, Signore, che non sia io a parlare, che non sia una parola frutto della mia mente, ma che sia qualcosa guidato, condotto e nato completamente da te. Benedici la tua chiesa, Signore, questo è quello che ti chiedo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18. Dice così: e noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Amen? Bene, questo è il testo con cui parto questa sera, il cosiddetto testo aureo. Non mi baserò su questo testo fondamentalmente nella parola di oggi, ma è un testo di apertura che poi riprenderemo. E la parola di questa sera è una parola per cristiani. C'è qualche cristiano qua in mezzo a noi questa sera? Alzi la mano chi è cristiano, indipendentemente che tu sia evangelico, pentecostale, battista, avventista, cattolico, qualsiasi tipo di cristiano tu possa essere. Alza di nuovo la mano così che il tuo vicino di sedia ti possa vedere. Guardate bene se quello vicino a voi ha alzato la mano. Se hai alzato la mano, puoi girarti verso di lui e dirgli: questa parola è per te. Anzi, adesso ti giri di nuovo e gli dici: anzi no, è per me. Amen. Non pensate mai che la parola sia per la persona vicino a voi. La parola è per noi, no? Il Spirito Santo ha qualcosa da fare nella nostra vita, non in quella del nostro vicino dall'altra parte della chiesa. La parola di Dio è sempre per noi. E dico che la parola di oggi è una parola per cristiani, perché questa sera andremo a vedere che cristiani siamo. Tu che cristiano sei? La Bibbia ci mostra vari tipi di cristiani. Ci dimostra veramente vari. Oggi andremo a vedere 3 tipi di cristiano. E non sto parlando di, ad esempio, quando la Bibbia ci dice che ci sono cristiani caldi, ferventi, altri tiepidi, altri freddi. Non sto parlando di questo, cristiani spenti, cristiani morti o vivi, no. Non sto parlando di questo. Io sto parlando di cristiani veri, di cristiani che oggi sono qua in chiesa, di cristiani che pregano, che leggono la Bibbia, che ascoltano lodi su YouTube, che ascoltano prediche, che lodano, insomma, cristiani veri. Ok, questo è il target della parola di oggi, cristiani veri. E la Bibbia, come dicevo, ci mostra vari tipi di cristiani veri. E oggi andremo a vedere alcuni di questi tipi. E chi lo sa se magari tu non ti ritroverai in almeno uno di questi tipi di cristiani che la parola ci mostra. Il primo tipo di cristiano lo troviamo ad esempio nel Salmo 95, al versetto 7, quando il salmista scrive così: Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura, il gregge che la sua mano conduce. No? In questo versetto, come in moltissimi altri della Bibbia, vediamo un tipo di cristiano, perché la Bibbia ci parla spesso che noi cristiani siamo delle pecore,
siamo il gregge del Signore. Ce ne parla nell'Antico Testamento, il Salmo 23, no? Il più famoso salmo della Bibbia, quando Davide scrive: il Signore è mio pastore. Si sta, anche se non c'è scritto lì la parola pecora, ma si sta paragonando a una pecora che segue il suo pastore, no? Il profeta Isaia ci dice che noi tutti eravamo smarriti come pecore che non hanno un pastore. Quindi nell'Antico Testamento questa immagine, questa figura del cristiano come pecora è molto comune, ma anche nel Nuovo Testamento questa immagine viene ripresa. Nel Vangelo di Luca capitolo 12 versetto 32 Gesù dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Anche nel Nuovo Testamento si parla dei cristiani come pecore, e Gesù, pensate che cosa meravigliosa, Gesù si descrive come il nostro pastore, lui stesso, no? In Giovanni 10 dice: io sono il pastore delle pecore e le pecore mi riconoscono e io conosco loro, riconoscono la mia voce, mi seguono. Quindi è meraviglioso essere un cristiano pecora. E questa analogia, questo parallelismo tra il cristiano e la pecora è qualcosa di veramente bello, perché vediamo tantissime, e potremmo citarne veramente a decine di qualità che possono paragonarci a noi cristiani a delle pecore e a Gesù, al nostro pastore. Una di queste sicuramente è quella che Gesù ha detto proprio in Giovanni 10 che abbiamo detto prima: le pecore ascoltano la mia voce, la riconoscono e mi seguono. E noi come pecore, come cristiani pecore, noi riconosciamo la voce di Gesù e noi lo seguiamo. Noi seguiamo il nostro pastore, noi siamo fedeli al nostro pastore, andiamo dove lui ci conduce. Però il cristiano pecora ha alcuni limiti. Ad esempio, noi come pecore seguiamo il nostro pastore, andiamo dove lui ci conduce, ma se noi non vediamo il nostro pastore, quando Gesù non si presenta, che cosa succede? No, tu potresti dirmi: ma Dio è sempre con me. Ok, è chiaro, noi sappiamo Dio è onnipresente, è dovunque, no? È sempre con noi, ma non devi rispondere a me, rispondi a te stesso. Tu senti Dio 24 ore al giorno? Tu sai che Gesù è lì vicino a te in ogni momento della tua vita? O ci sono momenti in cui non lo senti lì? Penso che sia normale che noi non pensiamo per 24 ore al giorno: Dio è qua con me. Non sentiamo la sua presenza, la sentiamo qua in chiesa. Qua in chiesa abbiamo vissuto proprio pochi minuti fa un momento meraviglioso di presenza di Dio, di potenza di Dio. Ci siamo sentiti gioiosi, riempiti, ognuno di noi ha vissuto qualcosa sicuramente di personale nel momento della lode, della Santa Cena, ma non viviamo questo 24 ore al giorno. Il nostro pastore, noi non lo sentiamo presente 24 ore al giorno. E che cosa succede quando noi non sentiamo Gesù presente tutto il tempo? Che cosa succede quando non sentiamo Gesù qua con noi, che ci abbraccia, che ci coccola, non sentiamo il suo amore tutto il tempo? La Bibbia ce lo dice proprio in quel versetto che abbiamo detto prima di Isaia: le pecore che non hanno pastore si smarriscono. Le pecore che non hanno il pastore si perdono. Quando noi non sentiamo Dio presente con noi, il nostro pastore, noi cristiani pecora, c'è il rischio che noi ci smarriamo. C'è il rischio che noi andiamo a cercare pascoli da altre parti, perché non abbiamo una guida davanti a noi, non sentiamo la sua presenza. Finché c'è il momento del culto e sentiamo qua, siamo tutti super pieni, ma appena finisce il culto, appena usciamo da quella porta, sentiamo subito ancora la presenza di Dio oppure no? Domani mattina, quanti sentiranno la presenza di Dio come l'abbiamo sentita nei primi minuti di questo culto? Quanti di noi? E che cosa succede quando non sentiamo la presenza di Dio? Sono quelli i momenti in cui noi ci perdiamo. Finché noi siamo qua e la presenza di Dio è forte, noi
veramente noi pensiamo che possiamo spaccare il mondo, no? Ci sono momenti in cui riceviamo magari una parola profetica, una preghiera durante la lode, sentiamo la presenza di Dio e cominciamo a pensare: io abbandonerò quel peccato, abbandonerò quel vizio, non farò più questo, ma appena usciamo da quella porta, torniamo a casa, o domani mattina, o lunedì, e questa presenza di Dio non è più così viva, così reale, così forte nelle nostre vite, noi veramente riusciremo a vincere la tentazione o noi ci smarrieremo, noi ci perderemo? Che cosa succede a te durante la tua vita? E fratelli, non voglio né giudicare, offendere nessuno, perché io non sono migliore di voi, ma che cosa succede a te? Il sabato vieni in chiesa, super power, presenza di Dio, Spirito Santo, ma il lunedì come sei? Sei quella pecora che va dietro il pastore, oppure non sentendo la sua presenza ti perdi, ti smarrisci? Questo è uno dei limiti del cristiano pecora. Ma non è solo questo, le pecore proprio per antonomasia, proverbialmente, sono animali paurosi, no? Le pecore sono animali che hanno paura. E finché il nostro pastore è con noi, finché è presente con noi, noi non temiamo nessun male. L'ha scritto Davide, Salmo 23, anche se andassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei nessun male se tu sei con me. Se il pastore è con me, non temerò nessun male. Ma se il pastore non è con me, non temeremo nessun male. Se senti la presenza di Dio qua, spacchi il mondo, sono il cristiano più forte, ripieno di Spirito Santo, posso fare quello che voglio, ma lunedì mattina non temerai nessun male. Avrai forza, avrai coraggio. Oppure sarai un cristiano timido, oppure sarai un cristiano vergognoso. Come sei quando non senti forte la presenza di Dio nel tuo cuore? Quando non vedi il tuo buon pastore con te, come sei? Sei quel cristiano forte, come magari ti puoi sentire qua durante la lode, ripieno di Spirito Santo, oppure no? L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo nella sua seconda lettera, Timoteo stava vivendo un momento forse di crisi di fede, di crisi esistenziale, non si sa, forse un momento di debolezza. E Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: ehi Timoteo, Dio ci ha dato uno spirito di forza, di coraggio, non di timidezza. Questo è lo spirito che vive dentro di noi. Ma noi, quando non abbiamo la presenza di Dio, non sentiamo questo spirito ribollire nei nostri cuori, siamo veramente forti, siamo veramente coraggiosi, siamo veramente potenti, o cominciamo ad avere vergogna, timidezza, paura. Noi usciamo il sabato sera dalla chiesa a volte che vorremmo andare a evangelizzare tutto il mondo perché ci sentiamo ripieni, ma lunedì evangelizziamo tutto il mondo? Oppure no? Il credente, il cristiano, pecora. È ottimo essere pecore, è ottimo, siamo fedeli, siamo dietro al pastore, ma se il pastore non c'è, iniziano ad avvenire molti problemi nella nostra vita. Un altro problema del cristiano pecora, non c'è scritto questo nella Bibbia propriamente, ma la pecora, biologicamente, è un animale che tende a ingrassare, lo sapevate? Una delle funzioni del pastore, delle pecore, è quello di portarle al pascolo, perché deve stare attento che le pecore non mangino troppo, perché se tu la lasci, una pecora continua a mangiare. E oltre a questo, le pecore sono animali che non fanno movimento, sono animali che per loro starebbero tutto il giorno sedute a mangiare, no? Quanti si riconoscono in questo cristiano pecora? Io questa parola ha parlato con me prima che parlasse con voi. Ma è vero, le pecore sono animali che starebbero tutto il giorno a mangiare sedute, non fanno movimento se il pastore non le porta a fare movimento e continuano a mangiare se il pastore non le ferma di mangiare. E quindi se il pastore non è con noi cristiani pecora,
siamo animali, siamo cristiani che continuano a mangiare, e è buono, perché per noi mangiare significa apprendere, e quindi siamo cristiani che leggono la parola. Ho detto che la parola di oggi è per cristiani, e essere cristiani pecora non è male. I cristiani pecora leggono la parola, fanno corsi di teologia, studiano, si preparano, accresce sempre di più la loro conoscenza, vengono in chiesa, ascoltano parole, mettono parole su YouTube e continuano a ingrassare spiritualmente, ma non c'è nessuno che le impulsiona a muoversi, ovvero ciò che mangiano non produce un frutto, ciò che mangiano resta lì. E questo è un grosso limite dei cristiani pecora, perché, fratelli, Dio ci ha chiamato per fare cose grandiose, e ciò che noi viviamo qua nella lode, nelle parole, ciò che tu studi a casa, i tuoi momenti di devozionale, le predicazioni che magari ascolti, sono tutte cose che fanno bene alla nostra anima, ma devono avere un motivo, non possono soltanto entrare dentro di noi e restare lì, stazionare lì. No, tutto ciò che noi assorbiamo, gli eventi a cui partecipiamo, tutto questo noi dobbiamo far sì che produca un frutto. Noi dobbiamo far sì che noi cominciamo a praticare quello che assorbiamo. E il cristiano pecora, se non ha il pastore presente, che non lo sente lì tutto il tempo, perché, come ho detto, quando siamo qua vorremmo uscire e spaccare il mondo, ci sono serate, culti di adorazione che veramente ci riempiono, ci sentiamo potenti per fare qualsiasi cosa, ma quando usciamo di qua e, come ho detto, nessuno di noi probabilmente sente la presenza di Dio 24 ore al giorno. Siate pratici, siate sinceri con voi stessi. Se la sentite, gloria a Dio per la vostra vita, ma se non la sentite, ci sono momenti in cui che cosa facciamo? Noi siamo impulsionati a far fruttificare ciò che abbiamo mangiato, oppure no? Ingrassiamo e tutto quanto resta lì. E questo non è soltanto nell'area ministeriale di ciò che noi potremmo fare di buono per gli altri. Questo purtroppo vale anche per la nostra vita, perché noi ad esempio veniamo in chiesa con un peccato, con un vizio, vivendo una determinata situazione, ascoltiamo parole, studiamo, e questo, partecipiamo a eventi, ingrassiamo, ma poi non mettiamo in pratica quello che viviamo, e il peccato con cui siamo arrivati resta lì. Non lo combattiamo, non lo vinciamo, restiamo fermi. Questo è un grosso limite del cristiano pecora. Non mette a frutto ciò che impara e non potrà mai andare avanti nella sua vita, anzi resterà sempre lontano da Dio sotto certi aspetti. Stavo parlando con Rodrigo l'altro giorno, mi stava dicendo che c'è un pastore brasiliano a cui una volta hanno chiesto come mai ripeti sempre le stesse prediche, e lui ha risposto perché voi commettete sempre gli stessi peccati. Questo è il limite forse del cristiano pecora. Mangia, ingrassa, apprende, ascolta, ma resta fermo lì e continua a commettere gli stessi peccati e continua a non sviluppare la sua vita ministeriale, la sua chiamata. Quanti di noi sono così? C'è 2 anni fa ho predicato una parola, avevamo messo da poco il pavimento, questo pavimento qua, no? Questo pavimento in laminato ha un problema che in certi periodi dell'anno, no? Quando arriva il caldo, quando arriva il freddo, comincia a espandersi e sbatte contro i muri e comincia a fare delle onde, a piegarsi, no? E eravamo proprio in questo periodo dell'anno, c'era da qualche giorno già queste onde, ci stavamo mettendo d'accordo con i nostri ragazzi che sanno fare i lavori per sistemarlo, ancora non avevamo riusciti a sistemarlo, e mi ricordo che ho predicato una parola, no? Che ho predicato anche quest'anno e forse ripredicherò, che si intitola così: persone di soluzioni e non di problemi. E in questa parola proprio, no, esortavo la Chiesa
a essere cristiani che trovano soluzioni e non che puntano verso i problemi. Perché non serve puntare verso i problemi sono davanti agli occhi di tutti. Ciò che noi dobbiamo fare è riconoscere un problema e trovare una soluzione a quel problema. E ho predicato questa parola, finisce il culto, scendo dal pulpito, sono lì che parlo con le persone. A un certo punto arriva una persona della chiesa da me e mi dice: pastore, hai visto che lì il pavimento si è alzato? Sì, ho visto che il pavimento si è alzato, sono 2 settimane, tutti quanti sanno che il pavimento si è alzato, no? Ma in quel momento, no? Abbiamo parlato 2 settimane fa nel nostro corso ministeriale, seguitemi, di temperamenti trasformati, che dobbiamo trasformare il nostro temperamento. Io sono una persona flemmatica, significa che sono calmo, che sono pacato, che sono paziente, molto, anche troppo, esageratamente. Ma in quel momento lì il mio temperamento si è trasformato. Sono diventato un collerico in un secondo, perché volevo dire, ho appena predicato una parola che dice non puntare il problema, dai la soluzione. Tu vieni da me e mi dici: guarda che il pavimento è alzato. Ma lo so che è alzato il pavimento. Però non ho detto niente, perché mi sono ricordato che oltre che flemmatico sono anche pastore. Ma questo è proprio per ritornare al discorso di questo cristiano pecora, no? Questo cristiano che non si muove da dov'è, che mangia, che ingrassa, ma non mette in produzione tutto ciò che ha assorbito. Un secondo tipo di cristiano è il cristiano discepolo. La Bibbia ci parla molto spesso dei cristiani discepoli. Luca capitolo 6, versetto 40, ogni discepolo ben preparato sarà come il suo maestro. La parola discepolo deriva dal greco matetes, che significa proprio imparare, apprendere, ma non è un semplice apprendere dallo studio. Questa parola significa proprio un apprendere per imitazione, ovvero i discepoli sono sì degli studenti, ma che apprendono oltre che per lo studio, per imitazione. Ovvero noi siamo coloro che imitano il nostro maestro. Ed è buono essere cristiani, discepoli, così come è buono essere cristiani pecore sotto un certo punto di vista. Perché la Bibbia stessa ci dice, l'Apostolo Paolo, siate miei discepoli, siate miei imitatori, matetes, come io lo sono di Cristo. La Bibbia ci invita ad essere cristiani, discepoli, no? È molto buono. Gesù stesso ci dice: andate per il mondo e fate miei discepoli. Quindi è buono essere cristiano discepolo. E il discepolo come imitatore ha qualcosa in più della pecora, perché la pecora assorbe, mangia, ingrassa e non fa, resta ferma, non migliora. Il discepolo invece come imitatore è colui che fa, è colui che segue, è colui che serve, è colui che aiuta, è colui che migliora. Il cristiano discepolo fa, assorbe, impara direttamente dal carattere del maestro, perché lo imita e fa. È buono essere cristiani discepoli e Gesù ci dice questo: se tu vuoi essere un mio discepolo devi amare gli altri, amatevi gli uni gli altri, affinché così conosceranno che sarete miei discepoli. Quindi vuoi essere mio discepolo? Fai. Oppure Gesù ci dice affinché una persona sia mia discepola deve prendere la sua croce ogni giorno, quindi deve fare. Non è soltanto l'apprendimento, l'essere discepolo significa che anche noi facciamo. È buono essere discepoli, ma anche qua che cosa succede quando l'insegnamento che noi dobbiamo apprendere, che noi dobbiamo vivere, diventa troppo duro? Che cosa succede quando lo sforzo che ci viene richiesto è troppo come discepoli? C'è un episodio della Bibbia abbastanza conosciuto, voglio leggerlo però con voi, si trova in Matteo 19, dal versetto 16 in avanti, è conosciuto come il paragrafo del giovane ricco. Dice così: ed ecco un tale che si accostò a Gesù e disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose:
perché mi interroghi riguardo a ciò che è buono? Uno solo è buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese questo giovane ricco. E Gesù rispose: questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane gli disse: ma tutte queste cose io le ho osservate, tutte queste cose io già le faccio, io sono già discepolo, io sono già imitatore, tutto questo già lo faccio. Allora Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, allora vai, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Puoi ripetere queste ultime parole di Gesù? Vai, vendi ciò che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ok, questo giovane ricco era un vero discepolo, era uno che veramente faceva, era uno che rispettava i comandamenti, era uno che imitava, era fantastico, veramente. Se noi pensiamo, è difficilissimo riuscire a rispettare tutti i comandamenti. Gesù è venuto per questo, perché rispettare la legge era quasi impossibile, ci ha donato la grazia. Ma questo discepolo era incredibile, lui rispettava tutti i comandamenti della legge, era un super imitatore, no? Però quando è arrivato quell'insegnamento troppo duro, quella imitazione che richiedeva troppo sforzo, lì si è fermato. E siamo stati a Londra qualche settimana fa, abbiamo sentito una predicazione proprio su questo, e quello che è stato detto, c'è stata una cosa che è stata detta che è stata veramente una cosa pazzesca, ci siamo guardati, io e Andrea, e detto: wow, che cosa meravigliosa. Queste parole che avete ripetuto, no? Gesù gli ha detto: vai, vendi ciò che hai e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Ok? Vi ricordate a chi altro Gesù ha detto queste parole? A chi altro Gesù ha detto: seguimi, vieni e seguimi? A chi altro? Vi faccio alcuni nomi così magari vi ricordate: Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Matteo. Agli apostoli Gesù ha detto queste parole. Quindi vi immaginate se questo giovane ricco quel giorno avesse preso quello che aveva, l'avesse donato ai poveri e avesse seguito Gesù, oggi non conosceremo i 12 apostoli, oggi probabilmente conosceremo i 13 apostoli. Oggi forse non avremo 4 Vangeli, forse ne avremo 5, perché avremo il Vangelo del giovane ricco. Oggi, chi lo sa, forse Dio aveva un piano nella sua vita strepitoso. Oggi forse lui poteva essere Paolo, lui poteva essere il missionario, lui poteva essere lo scrittore che ha scritto di più nel Nuovo Testamento. Non sappiamo quale piano grandioso Dio avesse nella vita di questo giovane ricco, ma questo giovane ricco gli ha detto no. E questo ci fa capire, fratelli, che queste parole, seguimi, sono parole che Gesù ripete a tutti quanti noi. E gli unici che possono abortire, che possono impedire il progetto di Dio nella nostra vita, siamo noi. E siamo noi nel momento che gli diciamo: quello che mi chiedi è troppo faticoso, quello che mi chiedi richiede troppo sforzo. È incredibile, fratelli. Dio nel libro del profeta Geremia ci dice: io so i piani che medito per voi, io so i piani che ho per voi, pensieri di pace, non di guerra, per darvi un futuro, per darvi una speranza, un avvenire. Ovvero Dio ha piani, progetti per un futuro grandioso, per la vita di tutti noi,
E noi non possiamo immaginarci quello che Dio ha per noi. Come questo giovane ricco non poteva immaginarsi che se quel giorno gli avesse detto sì, do via i miei beni e ti seguo, poteva essere uno dei 13 apostoli. Sarebbe stato ricordato fino a oggi come uno dei pionieri della Chiesa. No, lui non poteva saperlo, come noi non possiamo sapere quali sono i progetti che Dio ha per la vita di ognuno di noi, ma la certezza è che Dio sa i piani che medita per noi. Dio sa i progetti che ha per noi e sono progetti grandiosi. E gli unici che possono dire: Dio, io non voglio vivere il tuo piano, siamo noi. Gli unici che possono impedire qualcosa di grandioso, più grande di quello che noi possiamo immaginare nella nostra vita, siamo noi. Nel momento in cui diciamo: Dio, fino a qua ti ho imitato, ma quello che mi chiedi adesso richiede troppo sforzo. Quello che mi chiedi adesso fallo fare a qualcun altro. Non lo so se questo può parlare con qualcuno di noi, però sapete cos'è? E questo è peggio, il rischio che avviene quando noi diciamo: Dio, io non voglio più essere tuo discepolo, quello che mi chiedi richiede troppo sforzo. Il rischio è quello che Paolo profetizza scrivendo a Timoteo, quando dice: arriverà un giorno nei tempi futuri che i discepoli, per prurito di udire, perché gli insegnamenti saranno troppo duri, perché non gli piaceranno, perché vorrebbero qualcosa che richieda meno sforzo, si allontaneranno dalla sana dottrina e cercheranno altri maestri che soddisfino le loro voglie, che soddisfino i loro piaceri, che dicano quello che noi vogliamo sentirci dire. Il cristiano discepolo ha questo grande limite, e finché resteremo soltanto cristiani discepoli, quando arriverà la difficoltà, quando arriverà quello sforzo in più che ci viene richiesto, noi non riusciremo ad andare avanti. E forse tu potrai dire: ho già passato per la prova e sono ancora qua, ho già vissuto un momento difficile e sono andato avanti. Ma il giovane ricco non si è fermato alla prima difficoltà. Lui ha rispettato il primo comandamento, ha rispettato il secondo, ha rispettato il terzo, ha rispettato tutti fino al 10°, ha rispettato ogni comandamento, non si è fermato alla prima difficoltà. Ma quando è arrivato quello sforzo in più, lì si è fermato. E questo è dove si fermano i cristiani discepoli. Coloro che invece non si fermano davanti alla difficoltà. Coloro che invece vanno avanti compiendo pienamente la volontà di Dio. Sono il terzo tipo di cristiani. E Gesù è il prototipo di questo tipo. È il primo, è il perfetto. E è il cristiano figlio. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, Giovanni dice così: ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome, i quali non sono nati né da sangue, né da carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Che cosa significa essere nati da Dio? Prima di tutto, come figli, noi siamo partecipi dell'eredità che un giorno avremo da conquistare. C'è scritto in Romani 8,17: se siamo figli siamo anche eredi, coeredi di Cristo, quindi noi erediteremo una grande ricompensa lassù in cielo. Ma questa eredità che noi abbiamo come figli non è soltanto qualcosa che noi raggiungeremo un giorno. Questa eredità è qualcosa che noi abbiamo già oggi e è il carattere ereditario di Dio. Noi siamo nati da Dio. E come figli di Dio, nati da Dio, noi abbiamo il DNA di Dio.
Noi abbiamo lo Spirito Santo che vive dentro di noi e lo Spirito Santo trasforma la nostra vita e testifica che noi siamo figli di Dio. L'Apostolo Paolo scrive che dentro di noi c'è lo Spirito chiamato Spirito di adozione che grida Abba, Padre. Lo Spirito Santo testifica che siamo figli di Dio e questo DNA lo testifica. Cos'è questo DNA? È questo Spirito Santo che ci fa crescere in noi il frutto dello Spirito che fa parte di quello che è il DNA di Dio. Bontà, pazienza, benevolenza, mansuetudine, gioia, amore, pace, autocontrollo. Questo è il frutto dello Spirito e fa parte del DNA di Dio. Il DNA di Dio che vive dentro i figli di Dio, quelli che sono nati da Dio, i cristiani figli. È quella necessità che noi sentiamo, quel desiderio che noi figli sentiamo di vivere una vita di santità, di abbandonare il peccato. Quel DNA è quella compassione che noi proviamo per le anime. Questo è il DNA di Dio, questa è parte del DNA di Dio nella nostra vita. Il cristiano figlio non è colui che si ciba e basta del cibo che Dio gli dà come il cristiano pecora. Non è colui che imita e basta come il cristiano discepolo, il cristiano figlio. È colui che vive perché la sua identità è quella di figlio. La sua identità è quella di cristiano. Nessuno deve convincerlo a mangiare di più o di meno, a muoversi, perché la sua identità è quella di un cristiano che studia e poi si muove. Nessuno deve convincerlo a fare uno sforzo in più, un passo in più, perché la sua identità come cristiano figlio è quella di compiere pienamente la volontà di Dio. E abbiamo detto Gesù è l'esempio perfetto, è il prototipo perfetto del cristiano figlio, perché lui ha compiuto la volontà di Dio dall'inizio alla fine della sua vita. Quando era nel Getsemani, che stava pregando in quella che forse è stata la sua ultima preghiera, ha detto Dio, se è possibile, allontana da me questo calice. Se si può, ti ho imitato fino qua, se si può, adesso allontana da me questo calice, ma che non sia fatta la mia volontà. Io posso fare questo sforzo in più, perché la mia identità di figlio desidera che ciò che sia compiuta è la tua volontà. Questa è l'identità del cristiano figlio. Coloro che vivono la volontà di Dio, coloro che vivono i progetti di Dio fino alla fine, senza pensare allo sforzo, senza pensare a quello che potrebbe succedere. E tu, che cristiano ti senti di essere? Tu che cristiano sei? Sei quel cristiano che finché sente la presenza di Dio vicina va tutto bene, qua in chiesa, super, pensi finché sei qua che quando uscirai fuori sarai il nuovo Billy Graham di questa generazione, sarai il nuovo principe dei predicatori, lo Spurgeon del XXI secolo, sarai l'Apostolo Paolo che andrà a evangelizzare fino ai confini della terra. Ma appena esci di qua tutto questo entusiasmo svanisce perché il pastore non lo senti più così vicino. O forse tu sei quel cristiano che segue la parola, che imita, che studia la Bibbia, che ascolta, però lei fa. Ma quando gli viene richiesto quel passo in più, dice, no Dio, questo sforzo non riesco a farlo. Oppure tu sei quel cristiano che si consegna totalmente a Dio. Il cristiano figlio è colui che si consegna totalmente a Dio, è colui che si consegna totalmente alla volontà che Lui ha per la nostra vita, è quello che vive pienamente il piano di Dio, quel piano grandioso, quel piano di grande futuro, di grande avvenire, di grande speranza. Che cristiano sei? Io non sono venuto in chiesa questa sera con l'aspettativa che piovesse fuoco dal cielo questa sera, ma l'aspettativa è che qualcuno potesse
come abbiamo letto prima, esaminare se stesso e vedere che cristiano è. E secondo me Dio non vuole che noi siamo cristiani pecore, o almeno non nei lati negativi. E Dio non vuole che noi siamo cristiani discepoli che si fermano alla difficoltà. Dio è Padre. Lui ci ha chiamato ad essere figli e ci ha dato uno spirito che clama per la sua paternità. Abba, Padre. E Lui desidera che noi siamo Suoi figli. Posso chiederti di alzarti in piedi? Sono le 10. Vi avevo promesso che alle 10. Sono le 59 in realtà. Wow, è la prima volta che succede. C'è qualcos'altro da celebrare questa sera? Un messaggio sul proiettore. Chi per piacere ha una lancia targata a questo, se può spostarla perché qualcuno deve uscire. Grazie. Amen. Solo per terminare. Non significa quello che ho parlato questa sera che chi oggi si sente, si reputa un cristiano pecora o un cristiano discepolo non ha lo Spirito Santo che vive in lui. Non significa questo. Il primo versetto che abbiamo letto all'inizio era un versetto per introdurre la parola, ma è il versetto che conclude anche la parola. Ci dice che noi siamo trasformati di gloria in gloria, secondo l'immagine di Dio. Quello che noi viviamo su questa terra, la nostra camminata cristiana è un processo, è un di gloria in gloria. Forse oggi qualcuno di noi si può sentire un cristiano pecora, ma per mezzo dell'azione dello Spirito che vive in noi, questo di gloria in gloria può portarti a diventare un cristiano figlio. O forse tu ti senti un cristiano discepolo che davanti alla difficoltà si ferma. Questo di gloria in gloria può portarti a essere un cristiano figlio. Ma prima abbiamo letto un versetto riguardo all'essere eredi e voglio rileggerlo, che dice così: se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Questo versetto è un versetto che ci parla della nostra ereditarietà oggi, di questo carattere, di questo DNA che noi abbiamo di Dio dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo, ma ci parla anche della ricompensa futura, dell'eredità che un giorno noi avremo lassù in cielo. Però ci lascia anche molto chiaro che se noi vogliamo vivere questa eredità, noi dobbiamo essere coloro che sono disposti a soffrire con Lui per essere anche glorificati con Lui. Il cristiano pecora non è quel cristiano disposto a soffrire, è quel cristiano fermo. Il cristiano discepolo non è quel cristiano disposto a soffrire, è quel cristiano che prima o poi si fermerà. Il cristiano figlio è quel cristiano che si consegna completamente alla volontà di Dio, che è disposto a soffrire con Lui per essere con Lui glorificato. Sono i figli che ereditano la vita eterna, che noi possiamo diventare di gloria in gloria, una chiesa di figli, una chiesa di eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Amen. Amen. Signore Gesù, questa sera, Signore,
Io voglio pregarti per la tua chiesa, una chiesa di cristiani, io credo questo, una chiesa di persone che desiderano consacrarsi a te, una chiesa di persone che desiderano ricercare sempre di più, vivere questo di gloria in gloria verso di te. Ma quello che ti chiedo, Padre, questa sera è che questa parola in qualche modo possa non svanire appena usciamo da quella porta, o possa non svanire nel lunedì mattina, nonostante la tua presenza, forse non la sentiremo viva, forte con noi come l'abbiamo sentita questa sera qua, che noi possiamo ricordarci degli insegnamenti che tu ci hai dato affinché andiamo a vivere una vita di gloria in gloria, sempre più vicini all'immagine che tu hai per noi, compiendo i piani, la volontà che tu hai per la nostra vita. Dio, nel nome di Gesù, noi a volte siamo cristiani pecore, a volte siamo cristiani che si fermano allo step di discepolo, ma oggi ti vogliamo chiedere, Signore, che tu possa esortarci, che tu possa spingerci sempre di più al desiderare di essere cristiani figli, a intendere chi noi siamo e avere in noi un desiderio di trasformazione, un desiderio di cambiamento, di avvicinamento a te. Questo è quello che tu vuoi per noi, cristiani che si consacrino e si consegnino completamente a te, che siano disposti a soffrire con te per essere poi anche glorificati con te. Nel nome di Gesù, Signore, oggi noi siamo qua come Chiesa, abbiamo adorato il tuo nome, ci siamo riempiti della tua presenza, ma quello che ti chiedo, Dio, è che tutto questo non svanisca questa sera, che non svanisca questa sera, ma che anche nei momenti in cui ti possiamo sentire lontano, possiamo dichiarare come dichiarò Giobbe: io so che il mio Redentore vive, io so che tu sei con me, io so che il mio Padre è con me e quindi mai mi perderò, mai avrò paura, mai sarò un cristiano timido, mai avrò vergogna, mai cercherò altri pascoli e mai mi fermerò. Io voglio essere un cristiano figlio, un cristiano che vive e compie i tuoi piani, i tuoi progetti. Non voglio essere come quel giovane che ha perso ciò che tu avevi messo davanti a lui, ma voglio essere come coloro che hanno fede per andare avanti e ottenere la vita eterna e ottenere quei piani grandiosi, progetti grandiosi che tu hai davanti a noi. Nel nome di Gesù, Dio, che questa possa essere interamente una chiesa di cristiani figli e che quando tu guardi verso di noi puoi riconoscere la tua paternità riflessa nei nostri cuori, il tuo carattere, il tuo DNA che vive dentro di noi. Questo è quello che ti chiediamo questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Dichiara: è Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni.
sovrano il potere si libererà, al dominio di ogni cosa Cristo verrà, portando la sua riguarda sempre Cristo, è Cristo che io sto spendendo la mia vita. Signore dei miei giorni, è Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Chiede Cristo, è Cristo. Perdendo tutto, Signore dei miei giorni, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria, perdendo tutto per amore con allegria. Amen. Tu stai spendendo la tua vita per Cristo. Che tipo di cristiano sei? Dio ha un grande progetto per la tua vita, qualcosa che non ti puoi neanche immaginare. E aspetta solo il tuo sì. Sono disposto a vivere quello che tu hai per me. Voglio essere il tuo figlio, consegnarmi completamente a te, con amore e con allegria. Che Dio possa trovare questa chiesa per Lui. Amen. Amen. Sono già le 10:15. Abbiamo avuto tante cose oggi da celebrare, ma stiamo per terminare la nostra serata. Poi non scappate via, fermatevi, mangiamo qualcosa insieme. Ma prima di terminare dobbiamo celebrare ancora qualcosa, vero? Abbiamo i nostri compleanni. Chi ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Qualcuno che abbia compiuto gli anni, dai. Ci sono 4 bambini che adesso arriveranno a distruggere il pulpito. Ma se c'è qualcuno di adulto può venire qua, facciamo una bella festa. Nessuno che ha compiuto gli anni l'ultima settimana, mamma mia, che tristezza. Amen. Alziamo le nostre mani verso di loro. Preghiamo anche per la Lolo che è con la sua mamma. E preghiamo per tutte quante loro perché Dio possa benedire il loro nuovo anno che ha messo davanti. Amen. Signore Gesù, in questo momento, Signore, mettiamo davanti a te la vita di Isadora, di Deborah, di Anna Paola, di Lorena, Signore. Che tu, Signore, possa benedire questo nuovo anno che tu hai messo davanti a loro, che
tu possa riempirlo con la tua gioia, con la tua allegria, che possano continuare a essere queste bambine solari, felici, sorridenti, che riempiono le giornate delle loro case e di questa chiesa. Che Signore tu possa farle crescere sempre con salute, pace, sapienza, ma soprattutto Signore che la tua presenza possa sempre essere con loro e nei loro cuori. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vogliamo anche tutti quanti noi ricevere questa stessa benedizione che possa accompagnarci in questa settimana, che possa riempire le nostre case. Chiediamo allo Spirito Santo che la gioia che Lui trasporta, la sua allegria possa riempire le nostre case, che la pace che il nostro Signore Gesù ci dà possa accompagnarci in ogni momento. Chiediamo che la salute che viene da Lui possa essere sempre con noi e chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.